Ben ritrovati, Cronache Trevigiane dedica questa puntata al mondo del lavoro ad un modello destinato a cambiare. Cominciamo dalla prima assise che ha visto insieme gli industriali di Treviso, Padova e Vicenza. Premiare i lavoratori, sì, ma in base alla produttività delle aziende. Vediamo il servizio. Un nuovo modello di contrattazione per il Veneto, per assecondare la crescita delle imprese della quarta rivoluzione industriale. La richiesta viene dalle assise generali, per la prima volta congiunte, di Un'Industria Treviso, Confindustria Padova e Confindustria Vicenza, che dal palco del Pala Expo Venice, di fronte a una platea di 2000 imprenditori, chiedono di portare la contrattazione sindacale dal livello nazionale a quello della singola azienda. Abbiamo bisogno di cambiare le regole, nel senso di scambiare quello che è salario con produttività, e questo a nostro avviso lo possiamo fare all'interno delle aziende. Perciò si tratta di ridurre quella che è la parte di salario che oggi viene garantito dal contratto nazionale per portarla ad una parte variabile che viene concordata all'interno dell'azienda. Questo significa che nel momento in cui le aziende vanno bene ce n'è di più per tutti, se le aziende non vanno bene comunque viene garantito un salario minimo, ma dall'altra parte io penso poi che tutti lavoreranno affinché le cose migliorino. Se ci pensate bene è quel principio di merito che è indispensabile che ritorni in Italia a tutti i livelli. Ormai è un'esigenza imprescindibile, non è un capriccio cambiare perché è di moda cambiare. Le nostre aziende hanno bisogno di competitività. Per raggiungere questa competitività abbiamo bisogno di poter premiare i lavoratori a fronte di aumenti di produttività, e abbiamo il dovere e la necessità di farlo a livello locale, in azienda, non più con una regolamentazione tutta centralista e una possibilità di incidere molto marginale a livello locale. Prima di essere solidali bisogna fare in modo che il paese funziona. Quando, non so, avete mai sentito che annuncio fanno in aereo? Se c'è un problema scende l'ossigeno e bisogna darlo subito ai bambini, ai vecchi? Assolutamente no. Ti dicono, mi raccomando, prima di tutto mettetelo voi l'ossigeno, perché se voi state bene, voi potete essere solidali. Quindi sicuramente dobbiamo avere solidarietà, ma dobbiamo non fermare la locomotiva che sta correndo e mettere in sesto come quella nostra Veneta per fare in modo che funzioni meglio. La produttività come chiave e fattore centrale per il rilancio della competitività non solo dell'industria, ma dell'intero sistema paese. Per questo motivo regionalizzare la contrattazione aziendale, dando maggiore spazio a quella locale, sarebbe una rivoluzione culturale per imprenditori e sindacati. Noi vediamo che il 20% delle nostre aziende hanno i famosi contratti di secondo livello scambio salario-produttività. È una questione culturale che dobbiamo spingere molto all'interno di Confindustria e costruire insieme al sindacato per fabbriche che abbiano produttività elevate e salari più elevati. E proprio il mondo sindacale ha compreso la sfida presente alla tavola rotonda organizzata nel contesto dell'Assise con la leader della CGIL Susanna Camusso, che ha ribadito comunque la necessità di considerare i contratti nazionali di lavoro la prima cornice e regola di riferimento. Un'idea condivisa anche dal Ministro al Lavoro e alle Politiche Sociali, Giuliano Poletti. Noi pensiamo che serva avere un contratto nazionale di lavoro che fa da quadro di riferimento e ti dà una garanzia generale a tutti i lavoratori, considerando che siamo tantissime imprese piccole e piccolissime e queste non ce la farebbero mai a gestire tutto con un rapporto esclusivamente aziendale, e quindi bisogna trovare un equilibrio corretto tra il piano del contratto nazionale e il piano della contrattazione aziendale e territoriale. Ma io credo che questo sia un terreno su cui le parti sociali hanno un confronto in essere. Ci auguriamo e speriamo che riescano a trovare rapidamente una risposta. Tra i relatori della tavola rotonda anche Gerhard Braun, vicepresidente Unione Federale Tedesca delle Imprese, ospite d'onore di quella che di fatto è il primo appuntamento congiunto delle tre associazioni industriali di Padova, Treviso e Vicenza, frutto di un percorso avviato 1 anno e mezzo fa con l'avvio del network Sistema Aperto, un progetto di integrazione dei servizi accessibili alle oltre 5.000 imprese associate delle tre province, punto di riferimento in un triangolo che addensa il 10% del PIL manufatturiero e dell'export italiani. Abbiamo tolto quelli che sono i confini tradizionali territoriali, invitando le imprese ad avvalersi delle organizzazioni che noi abbiamo su ogni singolo territorio. Perciò l'invito che abbiamo fatto agli imprenditori trevigiani, padovani e vicentini è di spostarsi all'interno del territorio, chiedere servizi, e non solo sulla base della prossimità, cioè della vicinanza al proprio territorio, ma di allargare. Questo significa mettere in concorrenza le associazioni stesse e perciò migliorarci. Noi abbiamo bisogno oggi di migliorare non solo le nostre imprese ma anche il nostro modo di fare associazioni, i servizi che vengono erogati per essere competitivi in un mondo che è cambiato e che cambierà sempre più velocemente.
io posso mettere insieme i servizi, ma cosa vuol dire? Cioè, se poi la rappresentanza, se poi l'insieme non funziona, se non si fa il sistema, comunque non funziona, e non funziona neanche Confindustria. Come dicevo prima, io ora vado in giro per il mondo, rappresento Padova che ha 200.000 abitanti, poi mi trovo col mio collega del Confindustria del Shanghai o del Pechino che ne ha 20 milioni, quindi assolutamente ci vuole dimensione anche nella rappresentanza. Noi abbiamo condiviso un percorso in 3 associazioni territoriali, ma si chiama Sistema Aperto. L'auspicio è che si allarghi a tutto il Veneto e non solo. Credo che questo faccia parte di una logica proprio di sistema allargato, non più provincialistico.